L'Accademia Belle Arti Michelangelo di Agrigento ha voluto ieri ricordare i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, famoso regista italiano di fama internazionale, con un'approfondita, dettagliata e circostanziata relazione del professor Beniamino Biondi, molto seguita dai partecipanti che alla fine dell'incontro hanno anche posto molte domande sulla vita e la storia felliniana. E tutta Italia oggi ricorda i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, anche Agrigento non poteva mancare a questo importante appuntamento a cui ha provveduto l'Accademia di Belle Arti con una conferenza da me tenuta che in qualche modo ha sintetizzato il percorso complesso e frastagliato di questo grandissimo cineasta che ha rappresentato davvero nel mondo l'idea per molti anni di un'Italia davvero dalla ricchezza culturale straordinariamente elevata. È un regista che ancora oggi rappresenta per il cinema contemporaneo un punto di riferimento imprescindibile perché autore fra i primissimi di una sorta di fantascienza, c'è una strana ibridazione fra elementi fantastici che richiamano alla reviviscenza di memoria ed elementi del realismo cinematografico, soprattutto attraverso il suo complesso sistema di trame e sottotrame legate ad un surrealismo di fondo con richiami evidentissimi all'infanzia che hanno ritessuto insieme una delle opere probabilmente più eccentriche e anche per certi aspetti anche anarchiche del panorama non soltanto italiano ma internazionale. Ricordarlo oggi significa ricordare un grande italiano, un grande talento, uno dei più grandi registi al mondo, ma ricordare che probabilmente Federico Fellini è anche un po' un nostro contemporaneo perché credo possa dire molto anche ai registi che si affacciano oggi per la prima volta con le loro opere ad intervenire, ad interpretare il mondo. Un appassionato dibattito al termine della tua relazione? Sì, la cosa più interessante è stato probabilmente il dibattito che la relazione è riuscito a suscitare tra le persone. Favorire il dibattito in qualche modo è anche l'occasione principale di questi eventi, quindi la ricca partecipazione ha sicuramente significato l'interesse verso il regista e ovviamente anche verso le attività dell'Accademia di Belle Arti che sempre più si aprono anche a socializzare la cultura nel territorio di Agrigento, ma ha significato anche il desiderio e la voglia delle persone di comprendere i percorsi di questi nostri grandi italiani. Talvolta le televisioni dimenticano di ricordare coloro che hanno fatto grande la cultura italiana e il loro ricordo è affidato solo a un fatto nominalistico. Oggi lo abbiamo approfondito, in qualche modo abbiamo cercato di rispondere anche alle sollecitazioni che ci sono giunte, sprone anche per l'organizzazione di ulteriori conferenze e iniziative che possono riguardare il cinema.